Ed ora andiamo a Concordia a Sagittaria. Gli hanno dato solo gli arresti domiciliari dopo che i carabinieri lo hanno accusato di aver estorto denaro ad un anziano cieco appunto di Concordia. Così se la sta cavando se la sta cavando un noto pregiudicato locale in attesa dell'udienza di convalida. Ce ne parla ancora nel prossimo servizio Rosario Padovano. Ha suscitato scandalo nella comunità concordiese nel Veneto orientale il fatto che per estorsione e rapina un noto pregiudicato di origine kosovara sia stato relegato soltanto ai domiciliari. Ma vediamo nel dettaglio questa bellissima storia. I militari del nucleo operativo radiomobile hanno tratto in arresto il signorino Ivan Castrati, già censurato, come specificano i carabinieri, per reati contro il patrimonio, responsabile adesso di una rapina ed estorsione aggravata commessa in danno di un pensionato del luogo anziano e disabile. I fatti hanno avuto inizio qualche mese fa, quando Castrati si è presentato per la prima volta dall'invalido, che vive da solo con l'assistenza del servizio sociale del comune di Concordia, chiedendogli alcune decine di euro con la minaccia di ritorsioni in caso di rifiuto. L'anziano, non vedente, per paura ha ceduto sin da subito alle richieste di denaro, che sono continuate con cadenza settimanale, un importo compreso tra i 30 e i 50 cada una. Ieri sera, all'ennesima richiesta di soldi avanzata in modo violento, è entrato nell'abitazione lo straniero dopo aver scavalcato l'alta recinzione urlando e sbattendo i pugni con la finestra per farsi aprire. Il pensionato, scosso e impaurito, dopo avergli consegnato una banconota da 20 euro con l'intento di farlo allontanare quanto prima, ha chiamato la centrale operativa della compagnia Carabinieri di Portogruaro raccontando l'accaduto. L'immediato intervento di una gazzella della radiomobile permetteva di rintracciare e bloccare il malvivente, che nel frattempo si era rifugiato all'interno di un bar della zona, dove stava cercando di cambiare la banconota appena sottratta all'anziano invalido e cieco. L'arrestato, soggetto noto per aver recentemente aggredito alcuni militari di questo comando nel corso dell'operazione, che ha portato al fermo di uno dei suoi fratelli minorenni coinvolti in una serie di furti e rapine in danno di coetanei, è stato in seguito accompagnato presso la propria abitazione in località Levada, dove rimane agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida. È questo lo scandalo. Uno così è rimasto solo agli arresti domiciliari, dopo aver estorto e rapinato un vecchio invalido e solo di Concordia. Vergognatevi!